Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Macchinettis automaticis distruttis, estintors disbuedats e materiali per puliziis buttats de schialis. La sede distaccata dall'Istituto Tecnico Malignani di Udin è stata oggetto di pardabon un raid di Vanda e di Gnot, il tierch e pluigraf in mancul di una settimana. La sede in tal quartier di Sansbual e che ospite 13 classis è risultata inagibile. La scuola è impraticabile alla sclariti il dirigente scolastico Andrea Carletti, magari così no, non sono telechiamaris che può aiutare a identificare i responsabili. Sia attivarin col comune e culendi del centramento regionale al conclude Carletti per cressi le misure di sicurezza. Agli entra in tai uffici dai servizi sociali di Trieste si cuviarce di benzine e al cirdi da si fug. Protagonista di vicende un fantat che al menacciava i presenti impugnando una macchinette sul posto sono intervenuti da Urman gli sguardi dal fug e i carabinieri che hanno cirut di fa bonà il zovin. In un momento di distrazione lo hanno bloccato impedenti di muoversi e di doprare la macchinette per dopo accompagnarlo fuori dagli ufficis e rimetterlo ai scuris medicis. Han mettuto a segno 11 rubaris in aziende di mode di Italia, portando via marchianzie per €1.000.000, dopran anche tecniche paramilitari. 9 persone di nazionalità rumena sono stati arrestati dai carabinieri con l'accuse di associazione per delinqui finalizzate a rubarie. Le investigazioni sono partite in tal novembre del 2021 dopo l'assalto con veri e propri senis di Cine a Mabi International di San Denel, specializzata in tal controllo qualità des produzioni per conto di une marche conosciute di alte mode. Chi un comando alla robata marchianzie per più di €350.000 per metti a segni colps, il gruppo arrobava auto per dopralis tanche rock, incendiando pneumatics di lunde vis di accesso e aziendis per ostacolare l'arrivata delle forze di polizia. Sono stati 75 i mieci robati in diversi areas, che tra ches anche Udin e Pordenone. Sono 1.060 i nuovi casi di Covid-19 scuvierts in ultimis 24 ore a fronte di 4.076 tamponi molecolari e 5.948 prove sveltis antigenichis. 44 i nuovi positivi in sanità regionale, 34 che invece in residenze per anziani, 3 persone sono ricoverate in terapie intensive, 144 invece sono i pazienti accettati in che altri areas medicis. 4 le vittime dutis femminis di più di 80 anni. Si vierzaranno il prossimo 20 di aprile le aziende per seconda dose booster, la quarta dose anti-Covid. Le prenotazioni saranno riservate ai cittadini fragili di più di 60 anni o anziani con più di 80 anni o che stanno in strutture per anziani. La seconda dose booster è indrecciata a cui che si sedi sommettuta e terza dose di almancul 4 mesi e che non vedi contratti il virus. I cittadini potranno prenotare la vaccina attraverso il call center, il numero unico regionale, le farmacie o la web app. Per queste dose booster saranno doprati Pfizer o Moderna. Il pericolo dal sec non è sparito. Le precipitazioni dai dis passati non sono state sufficienti per riempire le sali acquiferi, ma c'è molto che sa sclarì l'assessore regionale Stefano Zanier si confida in te ploie dai dis che vengono. Sintinglu.
Noi che siamo passati dal tutto l'emergenza delle aghe, perché le sploes che sono venute sono appena sufficienti perché è la necessità sia agricola sia della vegetazione spontanea, sperando che le sploes dei prossimi giorni invece aiuti a tornare a chiamare l'asfalto e anche a tornare a chiamare i lazzi in maniera da via che aghe necessarie per continuare la stagione. Non si fuori dalla situazione difficile, ma sicuramente si miei di qualche tempo fa. L'amministrazione comunale di Udine ha ottenuto il finanziamento, risulta assegnatario dai fondi PNRR, per 38 milioni di euro relativi a VOT Oparis. Gli principali riguardano il progetto di edilizia residenziale di San Domenico, che perché il comune ha ottenuto 15 milioni. La nuova sede del Museo di Storia Naturale in Talex Frigo, che al val 10 milioni, 5 milioni di euro per sede de procure in Talex Stringer e quasi anche tanti per nuove scuole d'infanzia in Vie Adige. È un risultato consistente ma anche parziale, al commenta il sindaco di Udine Pietro Fontanini, a son in bal altri finanziamenti che perché ho fatto domande per un importo significativo. Si invia con la biele stagione l'attività de riserve naturali di Curnin, una realtà che mette insieme ambienti particolari e specifici conosciuti in tutto il mondo per i progetti legati al mantenimento dal variui. Ossintin Fulvio Genero, direttore scientifico del parco. Le riserve sono piuttosto piccole, no? Sono 500 ettari, però è un lavoro vario, no? Sono tanti ambienti differenti, dal tagliamento agli paresi rocciosi, al mondo di prate, quindi sono tante specie che si adattano a situazioni differenti. È interessante anche il tagliamento, perché con questo continuo movimento, sappiamo che l'ultimo flum in tutta Europa, che ha anche specie naturalistiche interessanti, crea un movimento e un ambiente in continua evoluzione e anche le piante e le bestie che sono in queste aree, quindi adattarsi a una situazione estremamente dinamica. Ovviamente noi ci rende studiare e seguire vari progetti, varie specie, non è possibile seguire tutto perché non vengono neanche di risorse per farlo, però si cerca di fare. Il progetto più conosciuto è quello del Grifone. Sì, sul Grifone siamo partiti più di 30 anni fa, è un progetto lungo, è stato il primo in Italia e il secondo in Europa, quindi è un progetto un lavoro importante, che è conosciuto ovviamente a livello internazionale. Ovviamente, dopo tanti anni, sono arrivati ad avere una consistenza di 200 uccelli al periodo invernale, che è il minimo di uccelli che sono presenti, dopo durante la primavera e l'estate, arrivano tanti altri, soprattutto in Croazia, o possono avere anche 300-400 grifoni, che comunque girano in una zona, un lavoro grande, che va da Croazia alle Slovenia, alle Germania e qualche volta anche più lontano. Dal 1 giugno tornerà il circo a Udine con un spettacolo ad implen cence animai, c'è che nos clarisse l'assessore comunale Maurizio Franz. Allora, dal 1 al 20 di ogni, o 20 nuovo il circo che sarà dal parcheggio del Stadio Friuli, dal 1 al 20 di ogni. È un grande momento di intrattenimento e di spettacolo per i frodi, per le famiglie, e sarà il circo di Armando Orfei e non avendo mandato proprio per rispetto agli animali che non riescono in esibizione con gli animali, quindi un momento di attenzione a ciò che sono le esigenze dei frodi che hanno bisogno di divertirsi con i clown e con lo spettacolo, ma senza porre una grande attenzione al tema del rispetto agli animali. E per queste sere alle Dut si tornin a Viodi Martars, sempre all'Isnuf Mancul Vin. Buone serate e buone Pasche. Mandi!